Il fine è quello di semplificare il lavoro dei carabinieri quando devono svolgere un determinato tipo di accertamenti legati alle proprie funzioni e questo tempo risparmiato, questa velocità nello svolgere determinate attività informative si riverbera su una maggior presenza sul territorio, quindi un maggior numero di pattuglie, una maggiore attività sia preventiva e ovviamente se necessita anche repressiva. L'obiettivo è molto semplice, è quello di agevolare l'attività dei carabinieri nella ricerca dei dati nelle nostre anagrafe. Adesso potranno collegarsi direttamente alle nostre banche dati e raccogliere le informazioni direttamente via web, senza recarsi, come hanno fatto fino a questo momento, personalmente presso gli uffici dei nostri comuni. È una iniziativa che ha trovato veramente il consenso di tutti i comuni. Noi abbiamo già approvato in direttivo la bozza di convenzione che poi ciascun comune firmerà, siglerà personalmente con il comando provinciale. La novità è questa: c'erano già dei singoli accordi tra comandi locali e comuni, adesso questo è un accordo che riguarda tutti i comuni della provincia e quindi rende tutta l'operazione molto più organica e molto più efficace, perché il comando provinciale potrà accedere direttamente e ogni singolo comando potrà accedere ad ogni comune.